Interessante convegno, coltivare il grano per le nuove filiere agroalimentari presso Palazzo Sinimbani a Cavarzere, organizzato da Confagricoltura Venezia, Confagricoltura Rovigo e produttori sementi polesani. Tra gli altri hanno parlato Romano Sinimbani, presidente Confagricoltura Mandamento Cavarzere Cona, Antonio Salvan, presidente del consorzio Mais Cultori di Cona Cavarzere, ed Arnaldo Bovolenta, produttore sementi polesani. Interessanti gli interventi di Massimo Blandino del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Torino, Roberto Bassi, Ricerca e Sviluppo Singenta, e Roberto Bonotto, responsabile commerciale Fomet Spa Italia. Cerchiamo quindi di capire come sta andando l'agricoltura in questo momento e quali sono le frontiere di questo settore. Se non stiamo a passo perdiamo colpi e quindi dobbiamo fare di tutto per aggiornarci. Anni fa i nostri genitori molto probabilmente si sarebbero messi le mani ai capelli, pensare di seminare senza arare. Adesso è una cosa abbastanza normale. Anni fa il tipo di concimi si poteva contare sulle dita di una mano o poco più. Adesso ci sono un'infinità di concimi, vari elementi, con lo zinco, col ferro, a lenta cessione, un'infinità di scelta. Quindi aggiornarci è sempre bene. Quello che desidero io è che attraverso questi incontri gli agricoltori qua della zona o comunque agricoltori ricevano queste informazioni, dopo poi ognuno fa una propria scelta. Sinimbani asseriva che il contesto agroindustriale praticamente sta cambiando il mondo, sta cambiando anche la domanda di consumi e alle vostre aziende agricole vengono chiesti sempre più nuovi obiettivi. Uno fra tutti, la difesa dell'ambiente, la tutela dell'ambiente. Voi dovete produrre sempre più cibi salubri, salutari, non solo, ma dovete anche puntare allo sviluppo rurale. Ecco, in questi ultimi 2 anni molti di voi hanno aderito a una filiera importante, una filiera sicura, oserei dire, la filiera carta del mulino Barilla. Questa è una filiera molto importante che a mio avviso va nella direzione di tutelare l'ambiente innanzitutto, perché quel famoso 3% di miscuglio che vi viene chiesto di seminare a chi fa il contratto è già una prima azione di tutela per l'ambiente, non solo ambiente, quindi insetti utili, insetti impollinatori, molto importante. E Barilla è stata così, si è congratulata tutta l'Europa, oserei dire, con Barilla per questa azione, che è un'azione molto importante. Non solo, ma lì avremo anche dei grani tracciati e quindi sicurezza di avere un prodotto finale salubre, un prodotto finale, un grano sicuro. È chiaro che c'è una certa marginalità nella nostra agricoltura, lo dicono i numeri. Qui è riportato l'andamento dei prezzi dal 2010 al 2021, adesso abbiamo avuto una situazione quest'anno positiva, ma è indubbio che abbiamo vissuto una fase di prezzi molto bassi. Il problema è legato al fatto che gli stock comunque rimangono alti a livello mondiale, indipendentemente poi da quello che è un po' la contingenza degli ultimi 6 mesi, e soprattutto la cerealicoltura italiana è poca cosa rispetto a quella che poi sono le trasformazioni in Italia. Già solo l'autoprovvigionamento è stabilmente al 35% e questo è un dato strutturale. Quindi noi trasformiamo in Italia il 35% del grano nazionale, il resto è comunque di importazione. In questo contesto però in Italia, ma non solo, ma in Italia più che altri paesi, abbiamo sviluppato più rapidamente un concetto di qualità importante associato alle produzioni cerealicole. Quindi qualità che in questo schema vuol dire qualità sanitaria, quindi rispondere a quelli che sono dei prerequisiti, e anche l'asparagina e la fenamide, di cui parleremo poi a fine dell'intervento, rientrano in questa categoria. Vuol dire produrre, quindi la produzione rimane sempre un elemento ovviamente chiave, ancorché la narrazione in certi casi del settore agroalimentare dica cose diverse, ma noi tutti sappiamo che ovviamente
non c'è qualità se non c'è neanche una competitività forte della produzione cerealicola, un'attenzione nell'agrotecnica, quindi dei ritorni di reddito che passano da buone produzioni, e poi la qualità tecnologica, quello che è la trasformazione. Rischiamo di perdere, col dettaglio particolare di quello che succede, di quello che viviamo nel nostro paese, rischiamo di perdere poi quella visione globale dei cereali, ad esempio, del frumento, su cui invece dobbiamo tenere assolutamente conto. I cereali sono una cultura globale e dobbiamo interagire in un sistema globale, e quindi anche il discorso dei prezzi delle filiere è legato sostanzialmente a quello che è il trend mondiale di questo tipo di commodities. Una cosa importante che vorrò portare alla vostra attenzione è la sfida per l'aumento della resa, uno degli elementi fondamentali. Vedremo come questa cosa viene sviluppata, perché noi diamo per scontato tutta una serie di norme, di attenzioni che diamo al prodotto finito, senza diciamo, mettere il fuoco su quello che è l'esigenza primaria, che è quello dell'aumento della resa. Poi viene tutto il resto, ma se non c'è la resa, la filiera o tutto l'indotto cerealicolo non può in qualche modo, diciamo, avere delle soddisfazioni e una sostenibilità economica comparabili con le altre culture. In termini di strutture, di personale, di organizzazione, per oggi poter dire il saccone o il sacchetto che io porto nella tua azienda agricola ha tutto questo percorso dall'origine fino alla tua azienda stessa. Ovviamente questo anche cercando di rispettare le esigenze che sono oggi sempre più stringenti relativamente a quello che viene chiamata la qualità, ma poi la qualità vuol dire tante cose e qualche volta vuol dire tutto e niente. Allora ascoltavo prima molto bene quando venivano messi in fila i concetti di quantità disponibile, di disponibilità e anche il fatto che siano dal punto di vista sanitario a posto, insomma, no? Qui si parlava dei generi alimentari. Beh, i concimi organici sono la stessa identica cosa. Siamo arrivati, mi permetto quasi di dire, quasi a un'esasperazione talvolta, che sembrano dei generi alimentari. Quindi anch'io confermo che la tracciabilità, il percorso che abbiamo fatto, le esigenze del consumatore, la richiesta di garanzie, sono tutti aspetti assolutamente importanti e assolutamente da perseguire, complicano molto la vita della produzione e qualche volta sono anche però eccessivamente esasperati, e anche qui confermo un po' il tema che aveva sollevato il collega precedente, dove qualche volta c'è della mala informazione. Questa introduzione che mi sono permesso di fare la traduco in un punto molto importante. Nel nostro settore è ancora abbastanza fondamentale sapere chi c'è dietro,